Parallelamente, mentre avviene questo sul piano dell'analisi urbana e della progettazione, cosa avviene sul piano della composizione architettonica, diciamo? Questo che vedete è il Villino Ramazzotti, anzi questo è il prospetto dietro del Villino Ramazzotti, quello che dà verso il giardino, che come vedete ha un'impostazione classica e è emblematicamente il prospetto che sembra la Villa Farnesina di Peruzzi, no? È emblematicamente il prospetto retrostante, perché il prospetto davanti è questo qua, quello su strada, che quindi testimonia proprio una mutazione dell'atteggiamento. La composizione e l'articolazione volumetrica sono vicine alla complessità del barocchetto romano, però l'apparato decorativo subisce una parabola riduttiva e che di fatto preannuncia gli interventi successivi. Addirittura si può vedere nella serie di finestre superiori quasi un timido tentativo di finestre di lunghezza, diciamo, reinterpretato e unito dal marca davanzale e dal fregio che unisce gli architravi. A testimonianza che questa è una scelta operativa sua, quando Minnucci e Libera lo invitano alla prima esposizione di architettura razionale, nella quale espone infatti all'interno della sala del Gurra, lui è chiamato a progettare la casa moderna. La casa moderna di cui io ho solamente questa pianta perché non sono riuscito a trovare dei disegni in alzato e nella pubblicazione del 28 lui non è presente nel catalogo dell'architettura della prima mostra d'architettura razionale. Però già dalla pianta si può capire come sostanzialmente lui governi totalmente il linguaggio moderno, tant'è che poi sceglie di occuparsi di una casa in cui a sinistra si occupa, sì, a sinistra si occupa dei due principali problemi della modernità, cioè l'abitazione rurale e la casa popolare, e a destra invece si occupa della casa moderna, cioè della casa del professionista, che poi vedremo declinata sotto tante versioni, la casa dell'avviatore, nelle varie triennali, no? Però la divisione netta tra, per esempio, l'elemento distributivo tra i corpi serventi e i corpi serviti, il rapporto con lo spazio verde, i diaframmi vetrati con l'esterno, le sottili pareti, sono già sintomo di un linguaggio moderno propriamente posseduto. Però poi dopo, quando va a lavorare l'anno dopo, perché intanto Calzabini lo aveva visto che era bravo nel collegio Dalvido, l'aveva praticamente cooptato per l'Istituto Case Popolari, intanto diventato Istituto Fascista Autonomo delle Case Popolari. E quando progetta gli edifici per il lotto 51 della Garbatella utilizza ancora un linguaggio vicino al barocchetto romano, in particolare vicino a uno dei maestri del periodo, cioè Sabatini. Impossibile non vedere in questo edificio le relazioni con l'Albergo degli Sfrattati, che più o meno nello stesso periodo realizza Sabatini, soprattutto nelle soluzioni d'angolo, nei parcapiani aggettanti, nella bicromia, nell'estroflessione di questo elemento. Si possono vedere molti riferimenti al maestro, quindi una modernità che lui sceglie di raggiungere attraverso un processo che potremmo dire per decantazione, in cui lui decide di lasciare piano piano delle cose per introiettarle nuovamente all'interno del linguaggio moderno. Per esempio un elemento importante appunto è il rapporto che ha col decoro, che per lui deve essere sempre integrato all'interno del fatto costruttivo. Infatti vedremo che nell'edificio, questo in particolare lo vedremo nell'edificio successivo, più completamente moderno, e che ci parla di questo rapporto. Ho deciso di mettere anche queste immagini del Teatro Cinema Garbatella, realizzato da Sabatini e presa direttamente dal testo dell'Electa, mutuata direttamente dal testo dell'Electa, perché ci fa vedere la copertura di questo teatro, che sicuramente riaffiorerà nella memoria di Nicolosi quando si troverà anni dopo a progettare il San Policarpo a Roma, perché è troppo stringente il rapporto. Lui si forma proprio in quegli anni in cui questo cantiere, che è un cantiere enorme per questo teatro, era aperto praticamente sotto casa. Ho trovato questa foto in archivio che secondo me ci parla molto bene di questo passaggio verso l'architettura moderna, che è un tentativo che lui fa, vedete? Fa scomparire l'elemento superiore. Questi sono, diciamo, tentativi di lavorare sempre in maniera più netta con forme volumetricamente definite, fino a che e questo
si può vedere anche in quest'altro scorcio dell'851, che sostanzialmente testimonia come in Nuce nell'851 ci fosse già il lotto 27, che è quest'altro edificio, in cui c'è sempre un passaggio coperto, questa volta con una diciamo, pergola in cemento armato, e 2 elementi torriformi ai lati. Quindi l'impostazione è la stessa, solamente che c'è una progressione nella rinuncia dell'apparato decorativo. Tuttavia l'apparato decorativo non è completamente eliminato, perché, come vedete, in questa fascia basamentale, secondo me, c'è tutto il rapporto su cui lui poi lavorerà negli anni successivi, perché sceglie di mettere una fascia basamentale in mattoni con un filare alternativamente arretrato, uno sì o uno no. Questo per integrare diciamo, l'elemento decorativo a cui sente di non dover rinunciare all'interno del fatto costruttivo, e questo lavoro sulla tessitura muraria come elemento espressivo dell'architettura lui lo manterrà anche per le opere successive. Quindi io non sono d'accordo con le letture che vedono irrimediabili fratture, per esempio, tra la parte degli anni 30 e la parte degli anni 40 o la parte neorealista, perché secondo me è un processo di lenta evoluzione e maturazione che per un personaggio così coerente come Nicolosi, che lavora per anni sullo stesso tema, gli scritti sono tutti all'interno, tutti sul rapporto tra sintesi e cioè sull'architettura come sintesi, e quindi indaga questo tema per tutta la vita, e improvvisamente cambierebbe opinione dagli anni. È un processo di lenta decantazione che lui porta avanti per tutti gli anni 30 all'interno di grandi difficoltà, perché comunque è una scelta molto, molto difficile da fare quando si è all'interno del periodo, quindi tirato per la giacca dalle varie correnti che si avvicendano velocemente sotto i nostri occhi. Questa sorvoliamo, che è una vicenda ancora lunga da trattare. Nello stesso periodo avevo portato un documento nel quale aderisce al Rami, perché proprio per spiegare la complessità del periodo, lui partecipa con Piacentini e il GUR al progetto per il piano regolatore di Roma, però era vicino a Giovannoni che partecipa con il gruppo La Burbera, quindi c'era quella vicenda di spionaggio tra i due gruppi, diciamo, che riporta allo stesso piccinato, e poi c'è la chiusura del MIAR e la cacciata, diciamo, di tutti quelli che avevano partecipato alla vicenda, se non che Foschini raduna intorno a sé stimati colleghi e gli allievi più promettenti e fonda il Rami, quasi come per salvarli, secondo me, da quella vicenda. E tra questi, ecco qua, questo è il documento fondativo originale del Rami e i firmatari, insomma, mi piaceva portarlo perché è stato ritrovato insieme a Pierluigi al di sotto di dei cassetti, quindi è stato come tirato fuori da una cava, insomma, però il processo di appropriazione del moderno continua, e le sperimentazioni sicuramente diventano più estreme. Il rapporto con il decoro, Nicolosi tenta di verificare tutte le soluzioni del moderno, e lo fa nello spazio che va tra i villini di Ostia e l'esperienza di Littoria, nella quale cerca di integrare l'elemento decorativo all'interno del fatto architettonico, facendo assumere la parte decorativa alla parte plastica dell'edificio. Queste sono, diciamo, il concorso. In particolare Littoria mi permette di introdurre un altro elemento, quasi una firma stilistica. Vedete quell'edificio in alto a destra, quell'edificio curvo sostanzialmente diventerà praticamente quasi un'ossessione per Nicolosi, che proverà a declinarlo nelle varie forme in quasi tutte le opere, quasi come se fosse una sintesi tra la cultura barocca che aveva vissuto fino a poco prima, l'arrivo della modernità e il tentativo di integrare ancora il fatto decorativo nel fatto plastico. Infatti poi c'è una bella declinazione di questo edificio a Tiburtino III, mentre la grande varietà di edifici a corte sembra avvicinarsi a quell'ampio dibattito sulla casa a corte che proprio tra gli anni 20 e i primi anni 30 si consuma sulle pagine delle riviste, tra gli articoli di Piccinato, Rava, e questa è una veduta del quartiere di Littoria. La cosa interessante di questo quartiere è quasi come se lui passasse in rassegna le varie esperienze del moderno. Questa è molto vicino a un modello asplundiano quasi, quindi i tipi di bucature, i tipi di le finestre, mentre nella stondatura degli angoli o in quest'altro edificio
la testata curva sembra molto vicino alle esperienze di Aud, per esempio. Quindi è proprio un passare in rassegna la modernità all'interno di questo quartiere, quasi come per verificarla tutta e superarla. Quasi, ecco, questa per esempio è una grande tendenza espressionista, sembrano quegli edifici che negli stessi anni con gli spigoli stondati venivano pubblicati sulle pagine di Casabella praticamente. Quindi il riferimento con la cultura tedesco che lui conosceva proprio per la frequentazione anche del liceo. Tra l'altro anche le riviste che ci sono in archivio parlano di questo, Inner Decoration, ma anche i testi, per esempio ci sono gli atti dei convegni dei congressi internazionali di architettura moderna, sono presenti, e che gli permettono di verificare e criticare delle modalità operative. Infatti se Littoria non ha la possibilità di verificare dal punto di vista dell'impianto urbano la critica che lui va operando, questa possibilità gliela dà Guidonia, dove viene chiamato ad operare dallo stesso Calzabini e che progetta con lui, nelle quali le modalità di progettazione dello spazio pubblico sono le stesse dal punto di vista compositivo che abbiamo visto in quelle viste di scorcio e che abbiamo visto nelle analisi urbane del SIT. Per esempio, questa è una via via Leonardo da Vinci. Come vedete in asse non c'è un edificio, nonostante la vista sia assiale, non c'è un edificio di fondo, non c'è un fondale, ma c'è una torre. E la vista di scorcio dalla torre rispetto alla piazza che è in alto, esattamente, ce la dà l'orografia sicuramente, ma esattamente come nelle città medievali, ricalca questa volontà, diciamo, di studiare gli studi edilizi naturalmente stratificati, capirne le ragioni compositive e poi trasporle sul piano operativo senza però incorrere in una mimesi dal punto di vista né del linguaggio né dell'impostazione. Non altrimenti si spiegherebbero gli svasamenti, le viste di scorcio, il passaggio arcuato al di sotto della torre, per esempio progettata da Calzabini. Cioè la scelta di fare questa foto invece che un'altra è una precisa volontà comunicativa. Il Palazzo del Comune mi consente invece di tornare nuovamente sul problema del rapporto tra decoro e costruzione, che quando lui ha spazio, cioè quando non è chiamato a fare delle case in tempi rapidissimi, popolarissime, con ristrettezze economiche, lui cerca sempre di declinare. Per esempio, qui il riferimento di questo edificio, come è noto, è il Palazzo Ducale a Venezia. E troviamo delle scritte autografe di Nicolosi che dice mettere in evidenza i segni della pietra, cioè questo disegno della pietra a losanghe che riprende il Palazzo Ducale di Venezia è per lui importante, lo segna più e più volte. Inoltre il modello proprio dal punto di vista tipologico di questo edificio sono i palazzi comunali, con il profferlo davanti che sale sopra una balconata e che si affaccia sulla piazza. Quindi è evidente che è un costante aggiornamento dei modelli storici su cui lui lavora, senza tentare facendo quell'operazione che poi lui dice materialmente nei suoi scritti, non è che è una mia interpretazione. Cioè il compito dell'architetto è verificare le soluzioni, aggiornarle e trasmetterle al futuro. È questo che lui cerca di fare all'interno della sua opera, creando una continuità all'interno della sua biografia e rispetto alla storia dell'architettura in generale. Quello che non può fare logicamente negli edifici di edilizia residenziale, in cui diciamo, questo modello di piazza si ibrida con il modello della Siedlung tedesca e quindi con i grandi spazi verdi tra un edificio e l'altro, un linguaggio più marcatamente moderno, anche se in alcuni di essi qualcuno ha ravvisato una vicinanza, per dire, con la scansione di prospetto delle transenne dei palazzi veneziani, per esempio, anche in questo caso. Però quelle sono interpretazioni un po' più ardite. Secondo me nei quartieri residenziali, nelle residenze, utilizza più marcatamente un linguaggio moderno, perché quando ha spazio, torno a ripetere, quando c'è un edificio istituzionale, per esempio il Palazzo del Comune o la caserma, lui lavora sempre cercando di integrare il fatto decorativo all'interno del fatto architettonico, facendolo diventare un fatto costruttivo. E questo avviene anche nella caserma per i Carabinieri di Guidonia, dove quel singolo filare alternato dell'827 diventa un filare, ne arredra uno, ne arredra due per volta sostanzialmente, no? A coppia. E questo forse perché la caserma era un fondale rispetto a una via e quindi l'effetto chiaroscurale doveva essere probabilmente maggiore per essere letto anche a grande distanza, cosa che invece quello che abbiamo visto prima dell'827 non aveva come compito, perché era un retro di un edificio in realtà. Quindi
E qui si vede bene proprio questo lavoro. È come vedere le facciate delle chiese medievali senza il rivestimento lapideo. E è un lavoro che lui poi continuerà a fare, non è un lavoro proprio degli anni 30, cioè quando ha spazio, margine, opera in questo senso. E l'impostazione urbana di questi quartieri, adesso li passo in rassegna velocemente perché altrimenti non finiamo più, Pietralata 2, poi Tiburtino III, hanno tutti delle caratteristiche che adesso vado ad elencare, che si possono ritrovare e in cui lui è debitore in particolare di un'analisi che Luigi Dodi fa in urbanistica del 1935, in cui Dodi va in Germania, studia sostanzialmente, Luigi Dodi che poi sarà un docente importante del Politecnico di Milano perché tra l'altro sarà il docente di urbanistica di Giorgio Grass, quindi insomma c'è tutta una parabola, una centralità di Dodi forse non abbastanza studiata. Però questo articolo di Luigi Dodi è molto importante perché elenca proprio dei punti che quasi come seguendolo didascalicamente vengono poi applicati. Adesso io ho cercato di elencarli, ora passo velocemente questi altri villaggi perché insomma si farebbe troppo lungo il discorso. Quarticciolo di cui mi piace volevo far notare in questi edifici sempre la presenza di questo edificio curvo di cui parlavo prima. Per esempio il Quarticciolo è l'elemento di testata, come vedete. Si ritrova anche nel quartiere Costanzo Ciana alla Magliana, oggi Trullo, no? A Villaggio Breda c'è l'edificio curvo che vedete in alto a destra. A Quarticciolo è totalmente presente, anzi l'impianto di Quarticciolo ricorda proprio l'impianto di Guidonia con quella doppia svasatura in fondo dell'impianto planimetrico a livello urbano. La piazza, lo spazio pubblico è progettato sempre analogamente, cioè come vedete sul lato si vede di scorcio la torre Littoria e un invaso che replica l'impianto a baionetta che abbiamo visto precedentemente. Questo è lo stupendo edificio curvo di Tiburtino III, ora demolito, secondo me una lezione, neanche il migliore sisma, una cosa meravigliosa. Qui ci sono poi tutta una serie di padiglioncini che io ho messo, sarebbe lungo declinare, arrivo velocemente alla parte dell'analisi. Ecco, quindi c'è una divisione, io ho fatto questa analisi sul Villaggio Breda perché mi sono trovato in passato a fare un progetto di recupero, riqualificazione e ampliamento di Villaggio Breda e quindi mi veniva più facile fare un'analisi su questo villaggio piuttosto che su un altro, quindi non c'è nessuna scelta di carattere critico, è ambivalente la cosa. C'è una divisione netta tra lo spazio pubblico sacro e lo spazio pubblico religioso, esattamente come nelle città medievali. L'integrazione con la Siedlung tedesca si vede proprio dal rapporto tra gli spazi aperti e la campagna circostante, che porta proprio dentro all'edificato la campagna circostante. C'è sempre, e queste sono proprio le didascalie dell'articolo di Dodi, c'è sempre una fascia di rispetto che separa dalla strada ad alta percorrenza e la ritroveremo in tutti logicamente sempre in architettura è sempre relativo a quando si può poi, però tendenzialmente se si può si opera in questo senso. E c'è una netta divisione tra le strade, per cui l'asse portante, quello centrale, è sempre scaricato da funzioni di traffico, c'è un anello di traffico che permette di bypassare il centro dell'edificato, il che rende tra l'altro le borgate non espandibili ma replicabili e basta, perché sono organismi sostanzialmente chiusi. Questa era un'analisi a livello urbano. A livello compositivo, come si fa a progettare un villaggio in così poco tempo, con così poche risorse? Il Villaggio Breda è progettato nel 1939 e finito nel 1940. Si usa delle strategie compositive che gli consentono di, da un lato, essere coerente con il proprio punto di vista, perché lui in questi anni pubblica il noto articolo sulla standardizzazione dell'abitazione collettiva, in cui critica proprio gli esempi di Dammerstock o gli esempi pubblicati, alcuni degli esempi, perché poi non tutto il catalogo del CIAM è così, ma alcuni degli esempi pubblicati nel catalogo del CIAM, lui li critica, questi quartieri a radiatore in cui gli edifici sono tutti uguali. E qual è lo strumento che operativamente usa per non fare questi quartieri tutti uguali? Sono strumenti semplicissimi, utilizza una simmetria semplice, come in questo caso, cioè progetta materialmente mezzo edificio. Il progettare mezzo edificio ti dà una grande velocità progettuale, ti permette di creare molte tipologie. Qui addirittura ne progetta un quarto e poi attraverso successivi ribaltamenti arriva all'organismo completo. Oppure una simmetria progressiva, ne progetta uno, li specchia e poi specchia nuovamente
i due successivi fino a creare un nuovo organismo, oppure come in questo caso ne progetta solo uno, lo copia, introduce come nell'edificio curvo una variazione d'angolo e poi ne inserisce un altro in testa. E questo permette di creare, insomma, ce ne sono molte, adesso non vi annoio oltre, però il risultato è questo. Cioè è la grande varietà tipologica che incontriamo a Villaggio Breda e che è un residuo esattamente di quell'analisi urbana di stampo giovannoniano, cioè quella varietà che si incontra all'interno delle città, che ci fa dire che le città sono appunto vive, sono stratificate nel tempo. Logicamente tutto questo coniugato con una ristrettezza di mezzi, intanto c'è l'autarchia, insomma c'è tutta una serie di condizioni al contorno che conosciamo bene e che quindi non gli permettono di operare in altro senso. Ma quando le condizioni al contorno sono diverse, cioè nella chiesa del Collegio Santa Maria per esempio, cioè quando la committenza è diversa, ci sono dei danari, c'è più tempo per fare questa cosa, le scelte che materialmente Nicolosi opera sono completamente diverse. Cioè completamente diverse, sono le stesse ma declinate anche dal punto di vista materico. Questa è la chiesa del Collegio Santa Maria in Viale Manzoni, dove il riferimento chiaro è all'architettura paleocristiana romana. Queste sono delle foto dell'interno, è una basilica a 3 navate con fondale absidato. E questo i riferimenti all'architettura paleocristiana, diciamo, sono molteplici. Si può vedere per esempio le transenne superiori, che questo, anche l'altare parla paleocristiano, diciamo. Questa è bellissima, una foto della navata. Tra l'altro i banchi che vedete qui sono fatti da dei monaci austriaci che vengono nel collegio nel 1940, quindi quello è un lavoro di alto artigianato viennese in realtà, quindi, che hanno ancora tuttora. E queste sono, vedete le transenne superiori? Le transenne superiori sono sono liberamente ispirate, aggiornate e trasmesse al futuro, come direbbe lui, dagli esempi di San Vitale a Ravenna. E c'è una grande varietà, io qui ho cercato di rappresentarle, lui studia una per una tutte le transenne traforate in pietra, fino al livello dei dettagli costruttivi. E poi vengono realizzate da sapienti artigiani, cioè è un processo di produzione dell'architettura ancora coerente con tutta la storia dell'architettura, cioè come con le modalità con cui si era prodotta l'architettura fino a quel momento. Non ci sono momenti di discontinuità e questo tentativo di tenere insieme le parti, nonostante è un tentativo che lui continua a fare anche con grande fatica, come segnalava prima il professor Cecere, per tutta la vita.